Allora, buongiorno e benvenuti a tutti a questo l'incontro alla presentazione del libro di oggi. Il libro che presentiamo in questa circostanza, in questo incontro, è di cui è autore il professor Giuseppe De Vergottini, è La Costituzione secondo D'Annunzio, un po' questo, ecco. E per l'occasione appunto abbiamo avuto il privilegio di avere presente l'autore stesso, quindi buongiorno professore, professor De Vergottini, che è presidente di appunto Federesuli e docente emerito di diritto pubblico comparato e diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Bologna ed ugualmente anche socio dell'Accademia delle Scienze di Bologna, che è istituzione diciamo affratellata qui all'Ateneo Veneto. Ateneo Veneto che ovviamente ringraziamo anche per l'opportunità che ci ha dato di ospitare appunto questo incontro ovviamente a distanza. Sono presenti altri relatori che ho il piacere appunto di trovare qui e sono ovviamente il professor Giuseppe Parlato, che è presidente della Fondazione Renzo De Felice, e Ugo Spirito, buongiorno. Buongiorno. E il professor Davide Rossi dell'Università di Trieste, docente di Storia e Tecnica delle Costituzioni Europee. Buongiorno professore. Salve, buongiorno, grazie dell'invito. Grazie a lei e anche grazie per la collaborazione determinante per l'organizzazione ovviamente di questo incontro. Fa molto piacere avere qui anche la carissima Ilaria Rocchi. Ciao Ilaria, grazie mille, ci fa molto piacere avere Fiume in diretta, in quanto Ilaria è giornalista del quotidiano di lingua italiana La Voce del Popolo e redattore della sezione Cultura, caporedattore, è così? E nel frattempo ho preso le redini della rivista Panorama Italiana. Sì, ok, va bene, grazie. Anche questo è un modo ogni tanto di, come dire, di leggerla Di e di aggiornarci. reperirla, infatti, grazie. Ovviamente abbiamo piacere di avere qui anche il presidente del Comitato Veneziano dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia, che è Alessandro Cook, in quanto appunto l'incontro e la presentazione di oggi si inseriscono all'interno, diciamo, degli appuntamenti veneziani, appunto della ricorrenza di questo 2021 per il giorno del ricordo. Io lascio ad Alessandro, ciao Alessandro, la possibilità appunto di introdurci in questa giornata. Grazie mille, a te. Bene, grazie Silvia. Come diceva appunto Silvia Zanlorenzi, questa iniziativa di oggi si inserisce nell'arco del giorno del ricordo che il Comune di Venezia, assieme all'Associazione Venezia Giulia Dalmazia e il Comitato di Venezia, ha realizzato ormai il mese del ricordo, perché sono ben 34 iniziative che si stanno sviluppando dal 5 di febbraio e dureranno fino al 5 di marzo. Per noi è particolarmente importante l'incontro di oggi perché il libro è un libro davvero significativo e perché abbiamo un parterre così di grande livello. Quindi io ringrazio innanzitutto anche il Comune di Venezia, ma soprattutto in questa occasione l'Ateneo Veneto per questa partnership che dura ormai da alcuni anni. Ringrazio Silvia Zanlorenzi che ha organizzato e che coordinerà questo incontro, ma ringrazio soprattutto i relatori con i quali ci conosciamo ormai da tanto tempo, a partire dal professor De Vergottini che come diceva prima Silvia non ha bisogno di presentazioni, ma che per noi diventa ancora più importante dall'anno scorso perché è diventato presidente di Federesuli e sta portando avanti veramente un lavoro impegnativo però con grande capacità e con grande esperienza. Quindi grazie professor De Vergottini per aver accettato questo invito di essere qui con noi a Venezia e perché il suo libro è veramente molto importante, interessante e merita indubbiamente diffusione e conoscenza. Grazie comunque al professor Parlato con il quale ci siamo visti in varie occasioni. Certo. Una volta di persona, adesso dobbiamo adattarci a queste situazioni streaming e naturalmente grazie anche all'amico Davide Rossi col quale ormai abbiamo una lunga collaborazione di tante cose.
Grazie, ciao Ciao Davide. Alessandro. E grazie anche a Ilaria Rocchi, con la quale abbiamo fatto anche alcune cose, alcuni collegamenti anche cinematografici ultimamente, e quindi un segnale da Fiume è sempre importante, visto che parliamo di D'Annunzio Fiume. Quindi io vi ringrazio di nuovo per la vostra partecipazione e vi auguro appunto un buon lavoro, perché adesso seguiamo tutto con attenzione, perché sarà veramente un punto di riferimento prezioso in questo mese del ricordo. Quindi grazie a tutti. Grazie a te. Avremmo dovuto avere, ecco, io ho presentato prima i presenti, coloro che abbiamo qui oggi, appunto come da programma ci si aspettava, avevamo anche avuto l'occasione, ed era ovviamente un'occasione importante, di avere anche il professor Stefano Bruno Galli, che è assessore alla cultura e all'autonomia della regione Lombardia, nonché comunque anche docente di storia delle dottrine politiche presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Milano. Purtroppo gli impegni istituzionali sono prevalsi all'ultimo momento, quindi proprio ieri sera, no, abbiamo avuto la notizia, però il professore ha comunque come dire, confermato che avrebbe avuto davvero molto piacere ad essere presente e partecipare. Non a caso comunque ci ha inviato un contributo registrato e che più diciamo, nel corso delle nostre presentazioni diventerà parte appunto integrante anche di questo incontro, di questa presentazione. Ma innanzitutto io mi limito, lascerò anch'io poi parlare i relatori che si sono, come dire, sono riuniti e sono qui oggi. L'idea di fare una cosa, comunque una presentazione di un libro qui che ha a che fare con D'Annunzio qui a Venezia, ovviamente è ovvio, la pubblicazione, come abbiamo già detto, e la ricerca ovviamente costituzionale che è stata fatta dal professor De Vergottini merita assolutamente e deve avere come dire, il rilievo che è giusto che sia. Diciamo che l'idea di farlo a Venezia ha più motivazioni. Prima tra tutti, ma diciamo questo, è una città dove chiaramente sappiamo tutti D'Annunzio ha vissuto ed è passato in diverse occasioni. La sua presenza qui è una di quelle che si individuano come molte diverse altre, passeggiando semplicemente per Venezia, semplicemente qui molto vicino, basta attraversare un ponte e voglio dire c'è una delle numerose targhe commemorative, quella che c'è qui più vicina è quella che come dire, fa riferimento a un semplice carnevale o comunque un periodo di carnevale che Mozart trascorse qui a Venezia. Beh, la presenza di D'Annunzio è andata ben oltre un carnevale ed è tangibile ed evidente anche per chi semplicemente voglia attraversare il Canal Grande con un vaporetto, ovvero la sua casetta rossa, appunto dove ha risieduto per diversi anni e come residenza ne ha fatto in un certo senso il punto di riferimento, soprattutto di quelli che sono stati il suo coinvolgimento nelle gesta della prima guerra mondiale, ovviamente. Un rapporto che lui, dunque la Casetta Rossa attualmente è un immobile vincolato e questo a me risulta da una notizia che sono riuscita a individuare, era un articolo comparso sul Gazzettino di Venezia dell'ottobre del 2014. Appunto era lo stesso direttore, il presidente della fondazione del Vittoriale, Giordano Bruno Guerri, che appunto faceva sapere che ormai l'immobile era vincolato perché effettivamente per diverso tempo, per lo almeno fino al 2007, era una proprietà privata, era proprietà appunto della famiglia milanese dei Levi Broglio. Nel 2010 c'è stata un'asta che effettivamente la prima asta, poi successivamente appunto ancora una nel 2014 che ha messo in vendita praticamente tutti gli arredi in maniera definitiva della Casetta Rossa appunto di Gabriele D'Annunzio, residenza che lui lascia chiaramente per poi recarsi a vivere in maniera definitiva a Gardone Riviera. Il rapporto con D'Annunzio, ripeto, uno dei tanti che è stato qui a Venezia, ovviamente una città che ha attirato personaggi degni di nota, già di per sé quando arrivavano a Venezia o che comunque a Venezia ritrovano una nuova luce e fama.
Il suo soggiorno, il suo rapporto con Venezia si sviluppa nel tempo per una sorta di mito che lui comunque comincia già a sviluppare, risale addirittura, qualcuno dice, al 78, quando aveva semplicemente 15 anni e studiava nel collegio Cicognini di Prato, tra l'altro. E già da quell'età, insomma, in quegli anni, che comincia a definire Venezia la bella, quindi una città che evidentemente amava e che molto probabilmente ha senso che lo ricordi in quella che è stata sostanzialmente la circostanza che riporta all'attenzione la figura di Gabriele D'Annunzio in questo periodo, ovvero nel 2019 è stato celebrato ovviamente il centenario dell'impresa di Fiume. Impresa di Fiume, lui si trovava qui, come dire, febbricitante, qui venne raggiunto appunto dalla lettera che lo invitava a muoversi in direzione di Ronchi dei Legionari. Venezia è la città dove lui comunque comincia a costruire quello che, se vogliamo, magari ne discuteremo anche più tardi, sostanzialmente è il mito appunto di una Venezia adriatica rivolta verso i territori dell'Adriatico orientale. Una città che evidentemente all'epoca lo deve evidentemente anche aver amato molto. Il 25 aprile del 1919, il 25 aprile, il giorno di San Marco, arrivano le bandiere delle città venete liberate e quelle delle città redente o ancora irredente. D'Annunzio viene riconosciuto tra la folla in piazza San Marco ed è lì che appunto pronuncia un breve discorso che è il discorso di San Marco, appunto. Ovviamente concludo ovviamente facendo accenno al fatto che Venezia è anche la città dove redige appunto la sua ardente lettera ai Dalmati. Quindi, come dire, i motivi per cui parlare di Gabriele D'Annunzio a Venezia, oltre ovviamente al centenario dell'impresa, meritano di essere riconosciuti, diciamo, se non altro per una forma di dovuta riconoscenza al suo amore per la città. Comunque qui, ecco, a introdurre, ecco, la decisione o l'idea che complessivamente ha spinto, no, a proporre all'Ateneo Veneto, che ha accettato l'idea di questo incontro. Comunque direi che forse, insomma, è giusto che si entri subito nel merito di quello che è l'incontro di oggi. Presentiamo effettivamente il libro appunto di cui è autore il professor De Vergottini, ma appunto in concomitanza anche al centenario dell'impresa di Fiume, che chiaramente di cui questa ricerca è una parte. Va ricordato che effettivamente si sono tenuti ben 2 convegni celebrativi, uno ovviamente presso il Vittoriale degli italiani, e il motivo per cui io sono coinvolta ha a che fare col fatto che ero uno dei relatori effettivamente, e quindi è parte ovviamente di un'attività che ha senso anche coinvolga ovviamente anche la sottoscritta, e un altro convegno che avrebbe originariamente dovuto tra l'altro tenersi nella stessa Fiume, ma che effettivamente all'ultimo momento, insomma, per qualche disguido, forse gli stessi relatori potranno confermare, si è dovuto tenere a Gorizia. La raccolta degli interventi di quel convegno è un altro dei volumi di cui appunto anche oggi parleremo e faremo riferimento, e appunto di cui tra l'altro è stato curatore il professor Rossi. Quindi questi sono, diciamo, i presupposti per adesso, o la base di riferimento su cui la nostra discussione e i relatori appunto proseguiranno. Quindi io mi fermo qui e direi che do la parola al professor Parlato, che effettivamente come dire, è la persona migliore, anche essendo stato presente al convegno di Gorizia, per effettivamente illustrarci i temi più salienti. Prego professore, la ringrazio. Grazie. No, adesso i migliori stanno al governo, quindi non credo di essere tra i migliori, ma comunque grazie dell'invito. Intanto grazie non solo dell'invito, ma anche della possibilità di parlare di un libro che mi ha coinvolto molto e che è un libro che considero uno studio necessario, indispensabile per spostare D'Annunzio da una logica troppo legata alle feste, all'emotività e al sentimento, e ricondurlo in qualche modo a un profilo storico-giuridico molto preciso. Non erano solo scapestrati quelli che stavano a Fiume,
ragionavano anche e facevano anche dei discorsi, come Giuseppe De Vergottini ci ha detto. Non voglio adesso qua aprire il discorso sull'impresa di Fiume, perché ci porterebbe lontano e ci porterebbe via parecchio tempo. L'impresa di Fiume nasce per una molteplicità di fattori, ognuno dei quali chiaramente sarebbe interessante oggetto di analisi, soprattutto alla luce del centenario, gli aspetti internazionali, quelli geopolitici, il mondo militare, il vario mondo politico tra gli estremisti di destra nazionalisti e degli estremisti della sinistra ex interventista. Quindi tra l'altro una sintesi molto ardita che avveniva sul terreno ovviamente dell'interventismo, ma avevano dei presupposti molto differenti. I nazionalisti puntavano a una conservazione, ma a un rafforzamento del concetto di nazione. Gli altri, i sindacalisti rivoluzionari, miravano a un principio di rivoluzione sociale, ma a differenza di quella socialista era una rivoluzione sociale che non aveva dimenticato la nazione, anzi ne faceva un elemento centrale. Quindi la nazione finisce col diventare il punto d'incontro di diversi mondi e di diverse realtà, un mondo complesso, rissoso, ma estremamente vivo, pugnace e molto determinato. In questo quadro si inserisce la Costituzione di D'Annunzio, nel senso che si tratta di una carta costituzionale finora, poi lo dirà sicuramente meglio il professor De Vergottini, finora sostanzialmente trascurata. È trascurata perché in realtà la storiografia su D'Annunzio è una sorta di pendolo che va avanti da un secolo evidentemente, e cioè da una parte c'è chi dice ma in fondo erano una massa di imbecilli privi di senso che dicevano delle cose folli, dall'altra parte si dice la stessa cosa ma in positivo, cioè da una parte si dice che erano persone da ricovero, dall'altra parte si dice che erano dei geni anticipatori di un futuro che sarebbe arrivato. Ma in entrambi i casi l'elemento è quello un po' della geniale follia. Questo è stato, a mio avviso, il vantaggio, ma anche il tallone d'Achille dell'interpretazione che in questi 100 anni è stata data di D'Annunzio, perché sono talmente forti e talmente coinvolgenti gli aspetti emotivi, gli aspetti estetici, gli aspetti della bellezza, la droga, il libero amore, i discorsi di D'Annunzio, i voli, eccetera, che poi alla fine gli aspetti più concreti e più determinanti la costruzione di una società e di uno Stato sono stati abbastanza dimenticati. Per cui l'hanno dimenticato gli storici e l'hanno dimenticato i giuristi, l'hanno dimenticato i fascisti e l'hanno dimenticato gli antifascisti. Questo è un po' il destino di questo personaggio, ma anche della Costituzione, la quale Costituzione si può definire mazziniana e sindacale rivoluzionaria. Mazzini è il punto di riferimento di un mondo che ha cercato di coniugare dall'Ottocento fino a tutta la prima metà dell'Ottocento, ma non oltre, perché poi è arrivato il pensiero marxista, ha cercato di coniugare nazione e lavoro, cioè ha cercato di coniugare un elemento sociale e un elemento nazionale. Ora, questi temi, sui quali molto bene De Vergottini ha messo l'accento, costituiscono effettivamente l'ossatura di questa impalcatura che è sì rivoluzionaria, certamente, ma è anche costruttrice, cioè non è soltanto distruttrice. Questo è un progetto di Stato. I riferimenti alla Costituzione di Weimar, che sono noti, meno noti, e questo è merito sempre dell'autore, di aver ricordato la Costituzione austriaca e quella cecoslovacca. Sono elementi che fanno intanto di questa Costituzione una delle più significative carte costituzionali che nel primo dopoguerra sono state elaborate. Se noi poi pensiamo che dalle Costituzioni austriaca, cecoslovacca sono discese altre Costituzioni in tempi molto più recenti, non esclusa quella della Quarta Repubblica francese, in parte anche quella italiana, ci sono molti elementi che richiamano questo humus, e questo rende non tanto
diversa la vicenda di Fiume e di D'Annunzio. Fiume quanto interessante proprio perché si innesta con un tessuto molto ricco e molto vivo e di alto livello, che è quello del costituzionalismo europeo degli anni *20. Io non voglio andare, so che ho 10 minuti, quindi non voglio togliere tempo soprattutto all'autore. Vorrei però mettere soltanto un punto un pochino più specifico, che anche questo è stato sempre abbastanza discriminato, abbandonato, cioè è sempre stato trascurato dagli studiosi, e cioè il rapporto tra mondo del lavoro e Costituzione fiumana. Perché in realtà che la Costituzione di Fiume sia una bomba, nel senso che possa avere degli effetti, una bomba in grado di scoppiare anche, cioè una bomba a scoppio ritardato per certe cose, è vero, e lo dimostra proprio questo discorso del lavoro. Noi sappiamo che nella Costituzione di D'Annunzio maschi e femmine potevano votare dai 20 anni in su, ed è questa già una cosa assolutamente rivoluzionaria, il fatto che non ci fossero vincoli di sesso, il fatto che non ci fosse un vincolo di età, il fatto che ci fosse, ma fosse molto basso, il fatto che non ci fossero vincoli di censo. Sono tutte cose che per noi sono normali, ma nel 1920 tanto normali non erano. E cosa dice a un certo punto D'Annunzio a questo proposito? E questo è interessante perché introduce un elemento, esattamente nell'articolo 13 della Costituzione, dove dice: non ci sono solo i cittadini nella reggenza fiumana, ci sono anche le corporazioni e i comuni. E uno che si ferma a un'analisi superficiale dice: vabbè, ma perché le corporazioni non sono composte da cittadini? I comuni ancora di più sono composte da cittadini. Sì e no, nel senso che D'Annunzio in questo modo vuole specificare due cose. Primo, che la vecchia idea della rivoluzione francese, per cui l'unico modo per verificare il favore dei cittadini nei confronti del potere è rappresentato dal voto pro capite, quindi dal voto di ogni cittadino che esprime il suo parere di carattere politico-ideologico. E qui non è solo questo, non è solo questo. C'è anche la corporazione e ci sono i comuni. Cosa vuol dire? La corporazione, il lavoro. Io esprimo il mio parere non solo come cittadino che ha delle idee, ma anche come cittadino che lavora. E quindi nella mia veste di operaio, di imprenditore, di professore, di quello che è. Esprimo cioè una competenza, no? È una democrazia delle competenze questa, che si sovrappone e che cerca di limitare l'eccessivo ideologismo di una rappresentanza meramente politica tipo appunto rivoluzione francese. L'altro elemento, quello dei comuni, è per certi versi ancora più interessante. Perché? Perché io vado a votare come cittadino, come uomo di destra, di sinistra, di sopra e di sotto. Teniamo presente che a Fiume non sono previsti i partiti, quindi si possono avere delle idee, però non ci sono dei partiti che le veicolano, e anche questo direi è piuttosto interessante. Ma vado a esprimere un parere come cittadino, dicevo, come lavoratore, ma anche come certo determinato territorio. E qui viene fuori il legame che questa Costituzione ha con la tradizione. Benissimo, lo dicevo, non solo come cittadino che ha delle sue idee, non solo come lavoratore che ha una sua professione, ma anche come rappresentante del territorio. E dicevo, questo è effettivamente quell'elemento che lega la Costituzione di D'Annunzio alla tradizione secolare delle autonomie fiumane. Cioè D'Annunzio è riuscito a creare un modello antico e moderno, antico perché recuperava un valore di Fiume, quel valore che ha permesso a Fiume di essere Portofranco, di essere una grande civiltà nell'epoca moderna, ma nello stesso tempo valorizzarla con il lavoro e nello stesso tempo creare un sistema. Dice tra l'altro il lavoro in questi tre livelli, il cittadino, il lavoratore e l'uomo del territorio, dice D'Annunzio nell'articolo 18
soltanto i produttori assidui della ricchezza comune e i creatori assidui della potenza comune sono nella reggenza i compiuti cittadini. Oh, attenzione, compiuti cittadini vuol dire che gli altri lo sono un po' di meno, tanto per essere chiari. La ricchezza comune e la potenza comune, la cosa importante è l'aggettivo, comune. La ricchezza comune vuol dire tutti coloro i quali riescono a mettere a frutto, sono imprenditori, ma riescono a mettere a frutto per la comunità. Abbiamo il concetto di funzione sociale della proprietà privata, che è uno degli elementi fondamentali nell'ambito della questione del lavoro nella Costituzione di D'Annunzio e che richiama molti degli interventi che D'Annunzio ha fatto come appunto capo della reggenza fiumana. Ecco, quindi io credo che questi siano gli elementi, questa sintesi tra uno e molteplice, è la vera novità in qualche modo della Carta del Carnaro. Non divisione, ma unione delle molteplicità, e questo è molto moderno. Non è una democrazia diretta, come talvolta si dice, una democrazia rappresentativa, non solo politica come abbiamo visto, ma che privilegia una cosa importante, i corpi intermedi, oltre che le periferie, oltre che i comuni, oltre che le autonomie locali. Quindi i corpi intermedi diventano un po' l'ossatura del nuovo Stato, e anche questo, devo dire, è un elemento di forte modernità. Io mi fermerei qua perché i 10 minuti sono inesorabilmente passati e quindi non voglio togliere tempo agli altri. Vi ringrazio e ovviamente resto all'ascolto attentissimo di quello che viene detto. La ringrazio. Indubbiamente la motivazione, che ovviamente saremo tutti d'accordo senza poi voler aggiungere nulla che ovviamente non sia il professor De Vergottini a illustrarci nel modo migliore. La portata innovativa anche di questo testo, non posso che essere d'accordo, anticipa già la parità di sessi, il diritto di voto anche alle donne, che in Italia invece verrà riconosciuto soltanto nel 1946, tra l'altro quando l'Italia in realtà è ancora ufficialmente per esempio un regno. Comunque, ecco, questo doveva essere effettivamente il momento in cui noi avremmo aspettato l'intervento del professor Galli. Come dicevo prima, che ho accennato, il professor Galli purtroppo non è potuto essere presente e ha inviato appunto un intervento di cui però io proporrei solo alcune parti. Velocemente una prima, sono tutte questioni che devo dire poi possono aggiungere degli elementi e che poi sulla quale i relatori che vengono mano a mano eventualmente potranno anche proporre le loro come dire, valutazioni, quasi a modi, come dire, impiliamo ulteriori elementi uno dietro l'altro. Comunque di questo intervento del professor Galli ho trovato interessanti, sono quelli che così ho deciso così di scegliere. Il primo che la parte dove il professore ha voluto mettere in evidenza quello che è sostanzialmente il periodo in cui complessivamente l'epoca europea che spinge poi verso, come dire, sì, forse anche, vabbè, quella che è ovviamente la catastrofe del primo conflitto mondiale, ma una complessiva atmosfera però di crisi da più punti di vista nell'ambito del mondo politico, culturale, istituzionale europeo. Questa è la prima parte. La seconda invece è un'ipotesi scientifica che il professor Galli avrebbe voluto proporci, relativa appunto poi ai contributi pregressi a cui l'estensore, l'autore della Carta del Carnaro, che poi è Alceste De Ambris, potrebbe aver attinto in particolare. Allora io cerco di condividere questo intervento e appunto vi metto intanto a parte di questo primo aspetto. Tutte le nostre attenzioni. La vicenda fiumana indubbiamente accelerò la crisi dell'immediato primo dopoguerra, nel momento in cui non si sente, bisogna aumentare l'audio. Nel cuore del pensiero della civiltà europea occidentale, quella che è nota come la cultura della crisi, che noi solitamente individuiamo come data di nascita nella pubblicazione del Tramonto dell'Occidente di Spengler, e a mio modesto avviso
Si tratta di una cultura della crisi, di un'autentica polifonia di voci a livello europeo che si protrae sino all'indomani della seconda guerra mondiale, si protrae almeno sino a Toynbee, e ha dei grandi protagonisti, lo stesso Spengler che avvia questo dibattito sul tramonto dell'Occidente, ma poi abbiamo tutta una serie di autori, Valéry, Malraux, Evola, che appunto scandiscono questo dibattito sulla cultura della crisi, l'italiano Filippo Burzio per esempio, che scandiscono appunto questo dibattito che cerca di entrare in profondità nei valori dell'Occidente, visto che ci si lascia alle spalle una guerra che per la prima volta è stata definita mondiale, e da allora tutte le vicende sul piano della politica internazionale saranno mondiali per le loro ripercussioni. È evidente che di fronte agli stermini, alle morti, a quello che ha seminato la prima guerra mondiale, ci sia una profonda interrogazione sulla cultura della civiltà europea occidentale, sui valori di fondo, probabilmente a Spengler, come a tutti i protagonisti di questo dibattito, appare del tutto evidente che il ciclo storico della modernità della civiltà europea occidentale sia in qualche modo arrivato al capolinea. Ecco, questo era, diciamo, un primo aspetto che, come dire, mi sembra interessante perché, o mi è sembrato appunto interessante per aprire, diciamo, ad un innesto sul contesto storico, che però non è solo, diciamo, una questione, riguarda anche appunto gli eventi di più ambiti di quel periodo, e su cui appunto si aggiusta un po' tutto, se vogliamo, il patrimonio dell'impresa di Fiume, quindi la carta o il documento che ne viene proposto. Successivamente proseguo e così a voler proporre, dopo lascerò eventualmente a chi viene dopo, di poter invece commentare su questa ipotesi scientifica che il professor Galli ci avrebbe voluto illustrare di persona, ed è qui, se mi date l'occasione di pervenirci, ecco qui, vediamo. Cui il costituzionalismo dello Stato liberale nella sostanza sarebbe arrivato fino al 1° gennaio del 1948. Noi ci troviamo di fronte a una Carta Costituzionale del Regno d'Italia concepita nell'emergenza insurrezionale della primavera del 1848, quando la monarchia dei Savoia, da monarchia assoluta, diventa monarchia costituzionale. Si dà lo Statuto Albertino, che si deve a un grande giurista che a me piace molto, che è Federico Sclopis del Salerano, che era il guardasigilli di Casa Savoia, e una Carta Costituzionale concepita nell'emergenza insurrezionale del marzo del 1848 diventa una Carta Costituzionale di lunga durata, perché dura un secolo e sarà abrogata solo con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana il 1° gennaio del 1948, quindi esattamente un secolo dopo. Mancano solo 3 mesi al compimento effettivo del secolo. Ecco, rispetto a questa tradizione e al fatto che il costituzionalismo appunto dello Statuto Albertino rimane il filo conduttore dal Risorgimento fino alla nascita della Repubblica, là dove si cambia forma di Stato e forma di governo, perché dall'autoritarismo fascista si passa alla democrazia, dalla monarchia si passa alla Repubblica, quindi è davvero un turning point fondamentale, perché si cambia forma di Stato e anche forma di governo. Ecco, la parentesi della Carta del Carnaro è una parentesi molto significativa nell'ambito del costituzionalismo del Novecento, e io credo che alla radice della Carta del Carnaro, fra tanti appunto punti di riferimento che poteva avere Alceste de Ambris, ci sia il pensiero di un veneto di Verona, Giuseppe Renzi, che dopo le cannonate di Bava Beccaris del 1898 rifugia in Svizzera e
e scrive una serie di contributi sulla democrazia diretta, scrive una serie di contributi in cui appunto esalta la struttura corporativa, lo Stato per ceti, che in qualche modo richiama Altusio, che è presente nella classe dei produttori, che è presente nella Carta del Carnaro. Parla dell'esperienza dell'età comunale del XII e XIII secolo, e qui a me vengono in mente le pagine di uno scienziato della politica di Harvard, che è Robert Putnam, che nel 1993 scrive un libro bellissimo che è La tradizione civica nelle regioni italiane, sulle virtù civiche, che ha trasmesso l'eredità storica dell'età comunale, fondata di autonomia, di autogoverno, di libertà commerciali, la tutela degli antichi privilegi derivanti in qualche modo, il richiamo all'esperienza della Serenissima c'è anche nella produzione diciamo giuridica, nella produzione dottrinaria di Renzi. Renzo De Felice ha scritto che De Ambris si muove su una linea mazzinian sindacalista. Io sono convinto che così non sia. Sono convinto che i punti di riferimento di De Ambris siano di questo socialista rivoluzionario che si chiama Giuseppe Renzi, che nel 1902 pubblica un libro che è intitolato La democrazia diretta, in cui esalta il potere costituente che era chiuso nel popolo di una comunità volontaria territoriale che può fare e abrogare le leggi attraverso le procedure della democrazia consensuale e partecipativa, cioè attraverso le procedure referendarie. E le pagine che il professor De Vergottini ha dedicato al potere costituente nell'esperienza fiumana, a me hanno ricordato molto le pagine di Renzi a proposito della democrazia diretta e di queste procedure di democrazia consensuale e partecipativa, là dove era chiuso il potere costituente, di cui sempre e comunque alla CIE è depositario il popolo. E nel momento in cui il potere costituiti deviano operano una deviazione rispetto all'orientamento della volontà popolare, il popolo può sempre riappropriarsi del proprio potere costituente e censurare l'azione dei poteri costituiti. Questa dicotomia potere costituente e poteri costituiti, che è uno dei capisaldi della cultura costituzionale della civiltà europea occidentale da Sieyès in poi, viene esaltata nel contributo di Renzi sulla democrazia diretta, che esce all'alba del Novecento, nel 1902, e De Ambris non poteva non averlo, a mio sommesso avviso, non poteva non averlo letto. Così come proprio durante l'esperienza fiumana escono i principi di politica impopolare di Renzi, che sono un libro che molti hanno definito un libro rivoluzionario. In realtà secondo me è un libro profondamente reazionario, perché è davvero molto provocatorio. Renzi elogia la forma di governo direttoriale, torna a elogiare i principi della democrazia diretta, torna a elogiare l'ordine politico cantonale, torna a elogiare diciamo in qualche modo, torna a descrivere la dinamica della politica come l'aveva imparata da Gaetano Mosca a proposito del rapporto tra minoranza e maggioranza, dicendo che la politica, il fenomeno della politica si configura come una minoranza organizzata che si impone ai danni o sulle spalle di una maggioranza disorganizzata. L'antidoto, il rimedio al fatto che una minoranza organizzata si imponga su una maggioranza disorganizzata, secondo Renzi, è il ricorso alla democrazia diretta, che è l'unico strumento, l'unica leva che può impedire questo rapporto dicotomico tra maggioranza disorganizzata e minoranza organizzatissima nella gestione del potere politico, che è appunto l'elite politica che governa. Quindi io sono convinto che... Ecco, io sì, fermerei qui, perché complessivamente anche così virtualmente siamo riusciti comunque
a dare al professor Galli, insomma più o meno i tempi regolamentari che ci toccano a tutti. Sì, io lascerei poi eventualmente qualsiasi considerazione di tipo prettamente tecnico, perché appunto qui abbiamo a che fare con degli esperti differenti, eventualmente in seguito anche lo stesso professor De Vergottini su questa ipotesi che il professor Galli ha voluto avanzare e proporci. Comunque torna, ed è appunto una questione sulla quale eventualmente potremmo dilungarci ancora, no? In seguito parliamo di Renzi, un socialista rivoluzionario che si inserisce ugualmente appunto in un'epoca di quella che sono sostanzialmente delle crisi, una crisi anche istituzionale, ovvero la decisione, no, di rifugiarsi in Svizzera avviene dopo l'esperienza appunto che si verifica appunto la decisione appunto del generale Bava Beccaris di sparare, di aprire il fuoco sulla folla che manifesta. Crisi istituzionale, io mi rivolgo al professor Davide Rossi e lascio eventualmente a lei di anche aggiungere ulteriori commenti sull'intervento così costruito un po' del professor Galli, per quanto personalmente trovi particolarmente calzante allora a questo proposito proprio il suo saggio nel volume che lei ha curato. Posso lasciare la parola? Grazie, mi sentite? Sì, si sente bene. Perfetto. Intanto ringrazio l'Ateneo Veneto, la dottoressa Zanlorenzi, Alessandro Cook e i professori Giuseppe Parlato, Giuseppe De Vergottini, Laila Rocchi per questa chiacchierata su un tema che ormai ci vede da un po' di tempo tutti assieme a discutere, prendendo lo spunto, l'occasione dell'anniversario del centenario di Fiume. Ecco, io credo che gli anniversari, ce ne saranno molti nei prossimi anni, siano anche un modo per fare una nuova presa di coscienza della letteratura scientifica, siano un'occasione di un simposio di incontro, per quello che è il libro che ho curato e che vede i due esimi professori collegati che hanno anche elaborato sia una relazione orale e dopo scritta, sono state anche occasioni di confronto tra discipline diverse e soprattutto anche tra docenti di nazioni diverse, perché ci sono due colleghi dell'Università di Rijeka che hanno collaborato, Karpovitz e Vukas, e quindi credo che siano veramente momenti importanti. Ecco, quindi per cercare di condensare lo spirito che ci sta un po' accompagnando, che poi è stato per il professor De Vergottini l'idea di partorire questo libro e per me quella di pensare a una raccolta di scritti come quella che ho fatto l'anno scorso sulla città di vita 100 anni dopo, è uscita proprio neppure qualche mese fa. In relazione al discorso che adesso introduceva la dottoressa Zanlorenzi, riprendendo un po' le parole del professor Galli, mi faceva anche sorridere, perché su questo discorso maggioranza-minoranza probabilmente si vede non solo l'esperienza dello storico, ma anche dell'assessore, che ha a che fare sicuramente con dei problemi di maggioranza e minoranza, in quel caso, e che quindi come c'è una sinergia sempre tra la parte scientifica e teorica e dopo nel momento in cui si va ad operare in maniera concreta. Ecco. È evidente che tutta l'impresa di Fiume, ma chiaramente ancora più nella carta del Carnaro, si trova veramente riflesso un travagliato, una profonda crisi istituzionale che in verità trova le fondamenta già dagli anni '80 dell'Ottocento. Entra in crisi il modello uniforme del Regno di Sardegna prima, che poi era stato trasferito nel neonato Regno d'Italia, entra in crisi il modello di giustizia amministrativa, entra in crisi il modello parlamentare, entra in crisi il modello di governo, perché cambia, pensate semplicemente, la cosa più banale, il rapporto di fiducia che non c'è scritto nello Statuto Albertino, ma che fin da subito, già dagli anni dell'851-852 e dopo ancora di più negli anni appunto 80 dell'Ottocento, viene assolutamente introdotto. Ci sono degli studi di
Ferrari Zumbini, ad esempio, a riguardo, veramente illuminanti. Ecco, quindi è chiaro che il panorama è quello di una situazione di crisi istituzionale, che poi anche la parola crisi è anche questa oggetto di studio, di considerazione, perché è evidente che il problema non è la crisi, è un cambio di società a cui non corrisponde la capacità di adeguare nuovi strumenti politico-istituzionali. Ecco, e da qui questa forte tensione tra una società che inizia a camminare con una velocità e una situazione istituzionale che invece non riesce a stare al passo con questi cambiamenti. E quindi lo stesso D'Annunzio politico, che entra in Parlamento con le destre, poi passa subito alle sinistre e inizia a criticare, pensate alle sue poesie, dove più volte inizia appunto a mettere in discussione il progetto ottantanovista, quindi il progetto rivoluzionario della rivoluzione francese, prende in considerazione, guarda quello che è capitato nella Comune di Parigi, guarda cosa è capitato alla Costituzione di Roma. Quindi è chiaro che vi è un panorama di forte problematica che può essere riassunto in un'espressione che a me piace spesso, che cito spesso, che piace molto, di Massimo Severo Giannini, che parlava proprio del passaggio dallo Stato monoclasse allo Stato pluriclasse. Il passaggio da una sola realtà di classe che partecipa alla vita pubblica invece a una società più aperta, lo Stato appunto pluriclasse. È evidente che tutta questa tensione subisce con la Prima Guerra Mondiale un'ulteriore implosione. È banale pensare a quanta gente va a morire in un fronte, quello oggi occidentale, lontanissimo. Pensate a persone che erano in Sicilia, che erano nel sud dell'Italia, che neanche sapevano dove fosse Trieste o Trento e perché si andasse a morire, che o muoiono o chi torna ha perso un braccio, una gamba, tutte persone che tornano ferite, ma non è solo una ferita fisica, ma è anche la ferita di voler partecipare a questa nuova Costituzione, cioè l'apertura del suffragio universale maschile. Ecco, quindi vedete ancora di più una crisi. La crisi è una forte eco all'interno dei giuristi. Santi Romano aveva scritto La crisi dello Stato moderno, ci sono tantissimi giuristi dell'epoca che parlano di crisi dello Stato sociale. Ecco, quindi in questo clima si innesta, si innerva l'impresa fiumana. L'impresa fiumana che in verità nasce un po' per lo spirito narcisista di D'Annunzio, che fino all'ultimo, ricorda sempre bene Giuseppe Parlato, voleva fare un'impresa che fosse viaggiare sopra il Giappone o andare a Fiume, ma qualcosa che lo ricordasse, ma dall'altra parte l'idea di un confine, di una vittoria appunto mutilata, come lui aveva scritto un anno prima sulle pagine del Corriere della Sera. Ecco, e Fiume diventa l'emblema, la sintesi di tutto questo periodo di crisi istituzionale, la carta del Carnaro, la risposta di queste voci plurime, dove da una parte c'è il laboratorio che promette De Ambris di sviluppare, dall'altra c'è la vena poetica di D'Annunzio, ma poi pensiamo alla rivista Yoga, pensiamo a questi estremismi di Comisso e di Keller, che anch'essi trovano voce, trovano eco nella Costituzione fiumana. Non dimentichiamoci che la neonata Russia leninista è la prima nazione che riconosce lo Stato di Fiume, proprio ancor più a rendere difficilmente comprendibile o rinchiudibile in categorie dogmatiche l'esperienza fiumana. Ecco, quindi io credo che questi due volumi, e soprattutto quello del professor Vergottini, abbiano cercato di porre un punto su questo tema, che è un tema molto delicato. Ecco, la storiografia, lo diceva anche prima il professor Parlato, il fascismo ha guardato non bene l'esperienza fiumana e soprattutto la Carta Costituzionale fiumana proprio per questi eccessi rivoluzionari, per questo potere costituente, per questa democrazia diretta molto forte, e dopo paradossalmente la Repubblica leggeva la Carta del Carnaro in una chiave fascista, tra virgolette. Oggi a 100 anni abbiamo cercato con questi volumi di porre un punto
di svolta in quello che è un po' una ricostruzione. Credo, con un minimo di, permettetemi, al di là un pizzico di soddisfazione, che abbiamo fatto veramente un ottimo lavoro, e qui devo ringraziare veramente il professor Parlato e il professor De Vergottini, perché abbiamo messo dei riferimenti che per i prossimi 100 anni saranno veramente basilari per chi dovrà studiare l'impresa di Fiume. Ecco, io credo che da oggi in avanti difficilmente si potrà saltare questi lavori, poi si potranno criticare, si potranno chiaramente valutare, però sono delle pietre all'interno di quello che è un dibattito che ci fa capire molto sentito. Questa è una delle innumerevoli presentazioni a riprova che il tema è ancora fresco, fertile, ma stimolante, anche perché tante cose oggi della nostra attualità, ci sono dei temi che sembrano proprio scritti ieri, come a riprova di quello che diceva adesso il professor Galli. Per cui grazie di questo invito e a lei la parola. Grazie mille. Prima di passare la parola al professor De Vergottini mi sorge ancora una osservazione rispetto a quello che appunto appena è stato detto, e il riferimento all'Unione Sovietica. Questo a proposito anche di quelle che sono state poi molte prevalenti interpretazioni che effettivamente sono emerse nel tempo sulla Carta del Carnaro, di certi tipi di orientamenti. Effettivamente il professor Rossi ha detto che in realtà fu l'Unione Sovietica la prima a dare un riscontro prettamente diplomatico alla nuova realtà che si era creata a Fiume. Faccio riferimento ad una cosa che ebbe a dire Leon Kochnitsky, il giornalista belga che appunto arrivò a Fiume e che effettivamente fu molto più coinvolto in quelle che erano complessivamente proprio i rapporti internazionali della Stato del Carnaro e soprattutto nella Lega dei Popoli Oppressi, un'altra questione insomma, che potrebbe meritare un'attenzione a parte. Secondo appunto il belga, D'Annunzio auspicava l'elaborazione a Fiume di un bolscevismo latinizzato, ecco, quindi effettivamente gli ambiti diciamo di potenziale estensibilità o anche applicazione insomma, venivano reputati o considerati in direzioni davvero delle più disparate. Però appunto io mi fermo qui e a questo punto lascio ovviamente al professor De Vergottini a illustrarci appunto quelli che sono secondo il suo avviso appunto gli aspetti più rilevanti e interessanti appunto del testo redatto da Alceste De Ambris. Prego professore, grazie. Grazie e voglio ribadire i ringraziamenti all'Ateneo Veneto, alla dottoressa Dan Lorenzi che, come dicevo all'inizio, prima che cominciassimo, è stata praticamente tenace e impegnata nell'organizzare questo incontro, quindi veramente le sono grato, dottoressa. Ne siamo tutti grati. E questa possibilità di vedere alcuni colleghi, in particolare volevo ricordare che se il libro che oggi si presenta è stato pubblicato da l'UNI è perché il professor Parlato lo ha apprezzato, mi ha dato una presentazione che si è rivelata particolarmente felice e utile, per cui Giuseppe Parlato, a parte che è un amico, non smetterò mai di riconoscere che mi ha offerto diciamo, un canale di diffusione di conoscenza verso il pubblico che mi pare veramente quello giusto che ci aspettavamo da questo tipo di lavoro. Io voglio dire, le cose da dire sono tantissime, ovviamente io partirei da una considerazione. Io non sono uno storico, anche se sono appassionato di storia, quindi io ho cercato di affrontare l'argomento della Carta del Carnaro da un profilo costituzionalistico, cioè un po' la mia competenza mi ha portato a individuare questa gigantesca lacuna, un buco colossale nella nostra memoria storico-costituzionale, per cui praticamente se voi prendete i libri di testo e gli studi anche di storia costituzionale, si passa dallo Statuto Albertino alle modifiche del fascismo alla Costituzione del 48, ma non c'è una parola che sfiori la vicenda fiumana, il che francamente è singolare, perché significa avere tolto dalla memoria storica del nostro paese un tassello che io considero estremamente importante. Per cui il primo merito, se c'è un merito, a parte i contenuti di questo lavoro, credo che sia il fatto di avere
fatto un tentativo che mi auguro sia fruttuoso, come diceva Davide Rossi un attimo fa, per insistere in ulteriori ricerche. E a questo proposito devo dire, Davide Rossi è stato modesto, ma il libro che ho riportato, che è La città di vita 100 anni dopo, cioè gli atti, sono 400 rotte pagine degli atti del convegno di Gorizia, che tocca proprio il periodo che io ho affrontato nello studio della Costituzione. Un tentativo di grande interesse, vedete, anche per il fatto che cioè gli organizzatori di questo convegno che si è svolto a Gorizia, in realtà ci eravamo buttati, forse con un po' di eccessivo entusiasmo e ingenuità, su Fiume. Io avevo avuto l'adesione, per la mia associazione Coordinamento Adriatico, l'adesione di 5 professori della Università di Fiume, 5, non pochi, tra cui la direttrice del Dipartimento, non mi ricordo se di storia o di italianistica, adesso non vorrei dire stupidaggini, però era una pattuglia. Avevamo già organizzato una trasferta del gruppo, diciamo, italiano a Fiume, quindi il convegno sulla Costituzione si sarebbe dovuto svolgere a Fiume, un convegno bilaterale con una sorta di pari rappresentanza di professori croati e professori italiani. Purtroppo all'ultimo momento qualcuno, probabilmente a Fiume, avrà detto: attenzione, questi arrivano i soliti fascisti nazionalisti italiani, state attenti a non gonfiare la cosa, a non fargli questo regalo. E quindi 2 giorni prima, dico 2 giorni prima, mi è arrivato un ukase gentile ma fermo in cui si è detto: mi dispiace caro professor De Vergottini, non se ne fa niente. Per fortuna si è prestato l'amico Ziberna, il sindaco di Gorizia, che quindi non abbiamo avuto il problema di organizzare a Trieste o in altri posti, abbiamo avuto in discesa una possibilità, quindi abbiamo afferrato al volo questa possibilità, ci siamo buttati su Gorizia e il convegno, devo dire, è venuto, mi pare, bene, perché i contributi, vi assicuro, sono veramente quasi tutti, mi pare, sono tutti di grande interesse e vale veramente la pena partire da lì per poter fare altre ricerche. Quindi convegno di Gorizia, io ho avuto la soddisfazione che il professor, questo lo dico a Ilaria Rocchi, il professor Bucas, che è il professore costituzionale di Fiume, molto conosciuto, nipote di un altro internazionalista con lo stesso cognome. Quindi questo professore è stato molto corretto, molto carino, direi, come diremmo noi in modo affettuoso, perché è venuto lui personalmente, unico croato dell'attuale Rijeka, è venuto a Gorizia e ha fatto la sua relazione che è pubblicata nel libro. Quindi questi legami, noi crediamo a questi rapporti, crediamo al fatto che ci sia lo spazio per costruire, per lavorare insieme. È una prospettiva di lungo periodo, me ne rendo conto, perché gli ostacoli e le resistenze sono tante, però può valer la pena cercare di sfruttare queste possibilità per approfondire sempre il dato storico. Ora, le cose che io dico nel mio piccolo libro sono tante, ma io direi: la prima cosa è quella che dicevo un attimo fa, cercare di colmare una lacuna della ricerca storica. È un peccato. Fiume e D'Annunzio si portano dietro, appiccicato sulla schiena, questa etichetta di fascismo da parte degli ignoranti, degli incompetenti, che continua purtroppo a avere il suo peso, e quindi l'idea di parlare di D'Annunzio, non parliamo poi di D'Annunzio come costituzionalista, noi siamo il paese della Costituzione più bella del mondo, per cui non andiamo a sporcarla con questo pasticcione di D'Annunzio che potrebbe, diciamo, creare confusione, per cui lasciamo da parte. Quindi questa damnatio che a livello politico, a livello storiografico, a livello costituzionalistico purtroppo c'è ancora e ci vorrà tempo per superare questi ostacoli. Anche se a mio parere sono ostacoli stupidi, sono solamente dovuti a pregiudizi e a ignoranza che può toccare anche persone di grande cultura. Non è detto che tutti possano essere interessati a tutto, però direi cerchiamo di vedere se i miei colleghi costituzionalisti che hanno trasciuto per tanti anni, almeno qualcuno di loro si possa svegliare e riprendere questi studi. Quindi questa Costituzione nasce come documento costituzionale, il ruolo di De Ambris è stato ricordato, socialista rivoluzionario. C'è questa convergenza tra questo personaggio veramente singolare e D'Annunzio. Nasce da questa collaborazione un particolare documento costituzionale, tra l'altro approvato con acclamazione senza la partecipazione ai lavori di un'assemblea costituente, quindi è stata, diciamo, redatta insieme sul testo di De Ambris con le modifiche di D'Annunzio, portata
alla Fenice e poi in piazza, acclamata e approvata, ma in vigenza per pochi mesi, perché parliamo da settembre a dicembre, gennaio, da settembre del 20 dai primi di settembre del 20 alla fine di dicembre, quindi inizio del famoso Natale di Sangue 2021, per cui non è tanto importante sapere come ha operato la Costituzione, quanto questa Costituzione pensasse di poter far operare, anche se una parte di queste istituzioni codificate erano già operative a Fiume. Per esempio, una delle idee dal punto di vista politico, storico-politico vincenti di questa Costituzione, l'idea che l'ordinamento molto singolare, una specie di ripartizione dei poteri sui generis, in cui c'era un governo direttoriale, c'era 2 assemblee parlamentari formate, una cosa importante come è stato ricordato prima, dal ruolo delle corporazioni, c'era la singolarissima e innovativa giurisdizione costituzionale, una Corte Costituzionale. Quindi, tra l'altro, una delle cose interessanti è che molte delle cose che sono scritte in questa Costituzione saranno poi scritte in alcuni casi in modo identico, come nel caso dell'articolo 3 sul principio di uguaglianza, oppure sul regime della proprietà, della funzione sociale della proprietà, saranno riprese nella Costituzione del 46-47, quindi dal 48 in avanti, anche se nessuno si è mai sognato di osare dire in Assemblea Costituente che già c'era un precedente di 24 anni prima a Fiume. Però storicamente è così, c'è poco da dire. Quindi in un regime che era quello dello Statuto Albertino, come modificato nel corso dei decenni dell'Ottocento e inizio Novecento, nonostante Giolitti e tutte queste belle cose, però resta il fatto che sono arrivate per la prima volta a livello di stesura di un testo scritto delle soluzioni, sia per quanto riguarda i profili organizzativi dello Stato, sia per quanto riguarda il regime della rappresentanza, sia per quanto riguarda i diritti, e in particolare i diritti sociali e la proprietà, che soltanto 25 anni dopo emergeranno in Francia nel 46, in Italia nel 48, quindi praticamente in Germania federale nel 49, quindi è veramente un salto in avanti di grande interesse. Ovviamente non è che tutto quello che De Ambris ha scritto nascesse solo dalla sua testa, perché a parte le sue idee socialiste e rivoluzionarie, appunto, il suo impegno, c'era un anno prima, c'era stato Weimar, 2 anni prima c'era stata la Costituzione socialista sovietica del 18 a Mosca, cioè praticamente c'era stata una spallata per quanto riguarda i diritti sociali, in un caso come correttivo del regime dei diritti dello Stato liberale, quindi non più solamente i diritti politici, libertà d'opinione, libertà personale, eccetera, ma anche i diritti sociali, proprio la proprietà come tutela della proprietà individuale, ma in uno spazio di collettività, di compatibilità sociale. Tutto questo c'era stato anche a Weimar, ben inteso. Però la cosa interessante è che in Italia arriva con D'Annunzio, arriva con De Ambris, e la Corte Costituzionale c'era stata nel 20, qui siamo però sfalsati nel tempo perché c'è veramente una sovrapposizione con quanto avviene a Vienna nel 20 e quanto avviene a Fiume nel 20. Quindi io quello che trovo di grande interesse, cosa che spesso non facciamo, è che a volte una delle ulteriori limitazioni della Costituzione fiumana è di pensare alla Costituzione fiumana come a una specie di semplice sviluppo dell'autonomismo fiumano, cioè è lo statuto comunale dell'autonomia di Fiume, che esisteva da prima, che viene arricchito e nobilitato come Costituzione, Carta del Carnaro, carta che all'inizio nasce come repubblicana, poi viene subito ritoccata come monarchica, reggenza appunto per renderla compatibile per un'espansione verso la penisola. Però la cosa interessante è che tutto questo succede in un momento storico molto particolare, cioè nel 1920, quindi è di grande interesse. Quindi trovo che soprattutto la parte sui diritti sociali è di grande spinta innovativa. Ora tutto questo si inserisce, come è stato detto anche prima, nella crisi da Rossi, nella crisi dello Stato liberale, non è quindi solamente qualcosa, come stavo dicendo un attimo fa, che matura soltanto a livello fiumano. Praticamente, dopo la proclamazione del 18
dell'imperatore Carlo, che ha tentato di salvare il salvabile promuovendo i consigli nazionali che avrebbero dovuto sviluppare nuovi ordinamenti, però nel quadro sempre della duplice monarchia, quindi a Praga come a Belgrado, come in altre parti, come a Vienna. Quindi la cosa interessante è che questo rafforzamento apparente dell'autonomia fiumana però dà luogo a una Costituzione. Quindi noi dobbiamo calare questa realtà in un filone di costituzioni che dal Baltico fino ai Balcani trasformano la realtà costituzionale europea. Questa è la cosa importante, cioè Fiume è un tassello di un processo di riforme costituzionali che vanno dalla Finlandia ai Paesi Baltici, alla riforma tedesca di Weimar, alla Polonia, alla nuova realtà cecoslovacca, no? Alla riunione dei cechi e dei boemi, quindi degli slovacchi. Quindi questo è di grande interesse, io trovo, senza contare San Vito, Belgrado, i Balcani. Ora, in questa sutura tra l'Occidente, che noi possiamo situare dalla Francia verso l'Atlantico, e l'Oriente, che possiamo situare dai confini della Polonia, dell'Austria, della Germania verso la nuova realtà sovietica, c'è una specie di faglia che genera decine di costituzioni. Fiume è una di quelle. Cioè Fiume non è un episodio localistico, è questo che nessuno, non dico nessuno, che molti non vogliono capire, è qualcosa che nasce in questo clima. Non per niente Zanella, che subentra ad Annunzio, poche settimane dopo chiederà a Kelsen, quindi va a Vienna e chiede a Kelsen una bozza di Costituzione per Fiume. Noi abbiamo le lettere, abbiamo i pagamenti fatti a Kelsen dai fiumani, non abbiamo il testo della proposta kelseniana. Però perché dico questo? Perché in realtà ci tengo cioè io trovo che sarebbe utile, se si volesse continuare a studiare questo argomento, inserirlo in questa cornice di riferimento mitteleuropeo, che è qualcosa di reale, è un processo storico reale che è avvenuto, non è che possiamo nascondercelo. Quindi c'è in questo processo il ringiovinimento dell'ordinamento italiano, perché non dimentichiamo che D'Annunzio e De Ambris avevano l'idea di trasferire tutto, cioè di esportare il prodotto fiumano verso la penisola. Cioè c'è questa componente, rimane questa componente rivoluzionaria, l'idea di buttare per aria i residui del liberalismo ottocentesco che continuavano ancora a vivere nella monarchia sabauda e così via. C'è questa idea. Poi c'è l'altra componente del manifesto politico, appunto del manifesto verso i paesi sfruttati dal colonialismo anglo, francese, americano e così via, quindi l'idea di manifesto per i popoli oppressi. C'è l'idea anche interessante di una Costituzione transnazionale, cioè che va al di là dei confini di Fiume, perché c'è una clausola, ci sono delle clausole nella Costituzione fiumana, nella Carta del Carnaro, che dicono: attenzione, questa è la Costituzione di Fiume, però sia ben chiaro, siamo aperti a prendere dentro Arbe, Veglia, la Costa Dalmata, cioè a ospitare quelle che sono le realtà territorialmente esterne a Fiume, perché questi principi devono essere esportati verso gli italofoni o gli italiani che sono al di fuori. Questo è un fatto di grandissimo interesse, anche questo, cioè l'idea del diritto fatto non solo per una comunità territoriale chiusa, ma aperta a possibili adesioni di persone che non sono residenti sul territorio. E un'altra cosa interessante, che non c'è il tempo di entrare nei dettagli, come si è arrivati cioè cosa è stato il processo costituente. Questa Costituzione, badate, la cosa interessante è che è stata votata per applauso non solo dai cittadini di Fiume, dai residenti anagraficamente a Fiume, ma da tutto quell'insieme molto variopinto di persone che erano in piazza in quel momento, molti dei quali erano appunto i volontari gli arditi, i volontari fiumani, le persone di passaggio che erano lì perché erano motivate per vedere e sentire l'annunzio. Per cui un applauso, la Costituzione, il potere costituente è stato svolto da una proposta, direi quasi obbligata, quindi Costituzione ottriata, come si diceva, concessa anche se in modo singolare da D'Annunzio,
ma accettata, quindi non votata in un'assemblea costituente, quindi non c'è tutto un processo di selezione di chi va a votare per approvarla, ma si va in piazza, c'è un plebiscito. Il plebiscito non si chiede il certificato di nascita per sapere chi vota chi approva questo messaggio costituzionale. Quindi un'altra, diciamo, superamento del concetto di territorialità e di residenza in questo caso. Quindi gli spunti su cui lavorare sono tantissimi, tantissimi. Indubbiamente, io mi avvio a concludere perché vedo che l'amico Giuseppe Parlato purtroppo deve scappare, mi dispiace che non possiamo stare di più insieme, però quello che mi pare di grandissimo interesse è sicuramente la parte che riguarda i diritti sociali, i diritti economici e sociali che si affacciano in altre parti d'Europa, ma si affacciano a fiume e sono veramente qualcosa di veramente rivoluzionario rispetto alla concezione dei diritti per quanto progredita, perché all'inizio del Novecento indubbiamente molti progressi erano stati fatti anche in Italia, però qui c'è una codificazione di questi diritti, quindi la funzione sociale della proprietà, il fatto che la proprietà deriva dal lavoro produttivo, quindi c'è un asse, un collegamento cittadinanza legata a lavorare in modo utile, non parassitario, e quindi se tu lavori e diventi proprietario, la tua proprietà è tutelata, altrimenti non è sempre così. Però la tua proprietà non solo è tutelata perché fa comodo a te, è tutelata perché serve a tutta la comunità. Poi l'altro aggancio alle corporazioni, che è stato detto, non riesco neppure a sfiorare l'argomento, e quindi l'altra cosa interessantissima è la parità dei sessi, è stato detto il diritto di voto femminile, ma vi rendete conto che noi ci arriviamo nel 46, qui siamo qualche decennio prima, non solo, ma addirittura il servizio militare anche femminile. Ma vi rendete conto cosa vuol dire? Cioè, ci sono dei salti in avanti dal punto di vista ideologico di un'importanza pazzesca. Quindi io chiuderei semplicemente dicendo, poi ci sarebbe da dire sul plebiscitarismo, sul consenso, sul ruolo del capo, sul potere d'emergenza, sulla dittatura costituzionale del potere d'emergenza, che era poi il regime effettivamente vigente in quel momento, per cui D'Annunzio, in quella piccola clausola che sembrava una clausola potenziale per il futuro, però l'aveva già reso operativo per forza di cose nei mesi precedenti alla stesura e dopo la stesura della Costituzione. Quindi le cose sono tantissime. Io quindi ringrazio tutti voi veramente per questa possibilità che mi avete dato, e poi ci tengo a sentire Ilaria Rocchi, ci tengo a sentire se ci sono delle domande, se facciamo in tempo a rispondere, con molto piacere. Grazie. Io chiuderei, per me io finisco così perché il tempo è passato. Sì, certo. Sono io che forse, va bene. Sì, io ringrazio moltissimo il professor De Vergottini per aver appunto presentato quella che è la portata appunto giusta, la prospettiva giusta con cui effettivamente un testo di questo tipo andrebbe affrontato. Soprattutto ho trovato molto interessante, credo che in qualche modo il titolo già lo enunci, ovvero è così? Spero, vorrei tornare alla modalità precedente. Credo che appunto dicevo il titolo già lo enunci, la Costituzione secondo D'Annunzio, ovvero pur in realtà mettendo molto chiaro in evidenza apprezzabile il fatto che il testo appunto del professor De Vergottini sia completato da entrambi le versioni della Carta del Carnaro, quindi quella scritta dal Ceste de Ambris, socialista rivoluzionario, ricordiamolo, sindacalista scusate, rivoluzionario, che poi effettivamente passa attraverso le mani di D'Annunzio e assume sì forse delle caratteristiche anche linguistiche ovviamente di un tono completamente diverso, ma insomma mantiene quella che è la sua sostanziale orientamento. Quanto a innovazione, siccome di solito come dire, è necessario portare, credo siate tutti d'accordo, le cose ad una dimensione molto immediata e personale, si fa già anche un accenno, no, a quello che è sostanzialmente il reddito, quello che noi oggi chiamiamo, ricordo una questione che aveva già accennato il presidente Giordano Bruno Guerri
al convegno del Vittoriale, si fa già accenno al cosiddetto reddito di cittadinanza, quello di cui oggi insomma noi ci siamo arrivati oggi, con tutto quello che poi appunto ci rendiamo conto sono le controversie che possono nascere in merito a delle misure che come dire, nascono ex novo. Si potrebbe dire molto di quelli che sono appunto le aspettative innovative in tantissime direzioni che vengono riposte sulla scarta e sull'impresa fiumana stessa. Io ho trovato molto interessante anche il saggio di Ungari, nella quale si mette in evidenza quelli che sono anche i preparativi che vengono fatti addirittura da Roma e che coinvolgono il veneziano Giuriati, ma coinvolgono anche per esempio il romano Oscar Sinigaglia, per un progetto che evidentemente viene reputato addirittura potenzialmente estensibile, come giustamente ha detto il professor De Vergottini, persino al di fuori dei confini di Fiume e municipali. Però mi fermo qui perché in realtà siamo tutti molto contenti di avere qui Ilaria. Ecco, posso interrompervi solo per salutarvi, perché io devo necessariamente lasciarvi. Mi dispiace non sentire la professoressa Rocchi, ma insomma non mancherà occasione in una prossima volta. Ringrazio tutti, scusatemi, ringrazio il professor De Vergottini per quello che ha detto, ringrazio la dottoressa Zanlorenzi per quello che ha detto e quello che ha fatto, e quindi a presto. Grazie mille, è stato molto piacere averla, insomma speriamo di ritrovarci in un'altra circostanza, certo. Ovviamente in futuro. Buona serata, grazie ancora. Arrivederci, grazie. Ovviamente avevo tutti piacere di avere trovato qui Ilaria, perché alla fine vogliamo capire tutti una cosa, intanto quanto effettivamente questa cosa è piaciuta ai fiumani. I fiumani sono stati hanno di trovarsi questa cosa qui in città per tutto questo tempo, insomma più di un anno. Qual è stata la loro reazione? E se vuoi anche, insomma alla fin fine hanno reputato che questa proposta, che fondamentalmente viene fatta ma messa per iscritto da parte di De Ambris, è qualcosa che a loro piace, trovano adatto al loro fiume. Ti lascio parlare, ti ringrazio, fa molto piacere sentirti. Bene, buonasera a tutti, saluto l'amica Silvia, ringrazio l'Ateneo Veneto per questo incontro così virtuale e naturalmente do un abbraccio simbolico ai professori De Vergottini, a Davide Rossi e all'amico Alessandro Cook. Mi dispiace che il professor Parlato se ne sia dovuto andare. Ricordava il professor De Vergottini il convegno saltato a Fiume. Ecco, il 12 settembre del 2019 noi a Fiume, proprio il giorno dell'impresa dell'Annunziana, avevamo deciso di presentare alla comunità degli italiani il libro di Bruno Guerri, Disobbedisco. Non ho mai visto, da quando vivo in città, un dispiegamento di forze dell'ordine pari a quello avuto in quell'occasione attorno al nostro Palazzo Modello per una semplice presentazione di un libro. Quindi quando si parla di D'Annunzio saltano un po' tutti gli interruttori e si sragiona ingiustamente, io direi. Quindi il clima in città è un po' un clima diviso e divisivo, perché c'è una parte che continua a propagare dei miti e dei preconcetti che collegano D'Annunzio con il fascismo. Dall'altra parte c'è un'apertura e giustamente questa apertura arriva, guarda caso, proprio dai giuristi, degli esperti del diritto, e il professor Vukas è uno di questi. Qualche mese fa pure lui ha organizzato un convegno in modalità streaming, trattando il Trattato di Rapallo, ricorreva il centenario. Quindi penso che ci sono degli spazi nei quali si può parlare anche di questa pagina ingiustamente bistrattata, contestata e falsata per certi aspetti. Quindi io credo che sia molto importante, questo è un po' il mio contributo, favorire il dialogo attraverso
attraverso questi incontri come questo odierno, ma anche altri che ce ne saranno, e attraverso la traduzione di quello che la storiografia italiana sta facendo e ha fatto in questi anni in lingua croata. Purtroppo molti studiosi non conoscono, non hanno una grande padronanza dell'italiano tale da poter seguire i progressi che vengono fatti dagli storici e degli altri esperti studiosi italiani, e quindi si ritrovano a non avere una parte di fonti che potrebbero cambiare determinate visioni. Ecco, quello che io volevo capire, se è possibile, dal professor De Vergottini è in quale misura la tradizione fiumana, dunque sia il legame con l'autonomismo, con la difesa dei diritti specifici della città che risale allo Statuto Ferdinandeo del 1530, anche una certa apertura nei confronti dei diritti sociali, dei diritti civili. Ricordo le tabacchine, le operaie della fabbrica tabacchi di Fiume che tranquillamente scioperavano agli inizi del Novecento. Gli operai della fabbrica Whitehead avevano il diritto a festeggiare il 1° maggio, dove altrove venivano bastonati, e il diritto al voto alle donne era stato concepito anche nel 1919, quando si prevedeva una specie di costituente. Quindi ecco, in quale misura la tradizione fiumana, ecco, fa un po' di amor patrio, forse desueto, ma in quale misura la tradizione fiumana si riflette nella Carta del Carnaro. Leggendo i verbali del Consiglio Nazionale Italiano, che sono stati pubblicati dalla Società di Studi Fiumani, ecco, io ho letto alcuni verbali di riunioni dove si discuteva di questo della Carta del Carnaro, di questo documento, e Alceste De Ambris in persona era arrivato nel marzo del 1920 a spiegare i contenuti, e addirittura si era impegnato a rispettare la tradizione della città e a recepire alcune osservazioni che da questo stesso Consiglio nazionale, rispettivamente dal suo organo esecutivo, il direttivo, venivano fatte per quanto riguarda ad esempio la delimitazione dei poteri del comandante. No, è interessante quello che lei chiede. Io devo dire sono in grado di rispondere forse in modo incompleto, perché sicuramente il fatto che ci fosse una base già a Fiume, ci fosse nella coscienza civile della città e quindi quello che poi fu il Consiglio nazionale, ma comunque praticamente anche nel vecchio Consiglio comunale, nelle strutture associative, ci fosse già una maturazione forte in direzione, diciamo, progressista. Questo ha aiutato a comprendere ed accettare soluzioni che in Italia probabilmente sarebbero sembrate veramente rivoluzionarie, cioè innovative in modo rivoluzionario. Quindi da questo punto di vista, mettiamo, il fatto della concezione, il modo di come si concepiva la donna nei rapporti politici, era qualcosa di connaturato alla realtà locale, pensiamo alla famiglia, al divorzio, eccetera. Quindi qualcosa che in altre parti del territorio dove c'erano gli italiani, c'era la maggioranza del territorio, quindi nella penisola, probabilmente erano qualcosa di remoto, anche perché la cultura cattolica fungeva un po' come da freno in certi per i rapporti familiari e così via. Quindi direi, da un certo punto di vista, da quello che posso avere letto e capito io, c'era già una parziale, c'è una potenziale disponibilità ad accettare certe forme di innovazione. Questa è la prima cosa che volevo dire. Quello che mi pare interessante è tenere presente che in realtà nella Carta del Carnaro ci sono delle aperture, mettiamo, sia quindi sul problema delle corporazioni, sul ruolo dei vari settori produttivi, sui diritti economici e sociali, già è stato detto prima, ma per esempio pensiamo al ruolo delle autonomie comunali, quindi sia la città, il capoluogo, sia i piccoli comuni della cintura.
lì c'è il problema dell'autonomia della composizione etnica, cioè, e questo si riflette sulle scuole, perché per esempio l'autonomia degli istituti scolastici, l'autonomia dell'università, che c'è nella Costituzione, in realtà dimostrano, nonostante che ci fosse in D'Annunzio una forte spinta assimilazionista, D'Annunzio diceva, non diceva così, ma insomma faceva capire, diciamo, i croati in realtà si adegueranno perché l'impronta latina è talmente forte che stando insieme prima o dopo verranno con noi, per cui ci sarà una sorta di pacificazione da questo punto di vista, in cui quindi l'elemento etnico non sarebbe stato un freno per l'assimilazione, da quello che si può capire. Però resta il fatto che nelle norme che sono state scritte nella Carta si prevede l'autonomia delle istituzioni scolastiche e si prevede che per le scuole primarie c'è la lingua, l'insegnamento viene dato nella lingua della maggioranza della comunità territoriale, quindi questo voleva dire che le scuole delle frazioni, mentre a Città di Fiume c'era un rapporto, insomma, dal censimento austriaco del 1910 risulta la maggioranza italiana in proporzione rispetto alla componente croata, ungherese, tedesca e così via. Però resta il fatto che c'era una situazione nelle piccole comunità della cintura completamente diversa, in cui la maggioranza era croata e non italiana. Allora queste norme dello statuto, della Carta, danno, almeno formalmente, ci dicono che scusate, questo disturba, ci dicono che c'era la possibilità di non trascurare quelle che erano le aspettative della comunità locale per quanto riguardava l'insegnamento della lingua. Quindi poi c'è la possibilità per i comuni di ricorrere al Tribunale alla Corte, all'Arengo, cioè alla Corte, quella che sarebbe la Corte Costituzionale, per proteggere quelli che erano i diritti garantiti dai regolamenti comunali. Quindi direi un po' le libertà politiche, un po' i diritti civili, oltre a quelli civili, i diritti sociali ed economici, un po' il riconoscimento delle autonomie sia delle corporazioni che comunali, che delle istituzioni culturali, delle scuole, eccetera. Sono tutti, diciamo, elementi che dovrebbero, credo, dire che si riconosceva, c'era una scelta politica molto chiara a favore delle autonomie. Almeno questo credo che si possa dire. Poi che in concreto questo fosse possibile o se tutto sarebbe stato travolto dall'annessione all'Italia con l'arrivo del fascismo e quindi con una forte politica di assimilazione e di contenimento o addirittura di repressione delle autonomie, quindi chiaramente quelle comunali e quelle degli istituti scolastici avrebbero seguito la sorte di tutto il territorio nazionale. Quindi però io credo che sia importante distinguere tra quelle che sono le scelte privilegiate e volute a livello costituente, quindi scritte nella Carta, e quella che è stata per un brevissimo tempo o che avrebbe potuto essere l'applicazione in concreto della Carta. Quindi questo discorso diventa molto più delicato e più problematico da leggere. Non lo so. Non so se questa è una risposta. Ecco. Sì. Io semplicemente volevo cercare di capire quanto gli stessi fiumani hanno partecipato, non dirò forse alla stesura, ma comunque hanno contribuito, oltre ad accettarla come un dono, diciamo così. Ho capito. Ma io ho l'impressione che, da quello che ho potuto leggere, insomma, diciamo, nel preparare questo lavoro, io credo che ha prevalso l'idea della scrittura veramente appartata, quindi qui la Carta l'ha scritta De Ambris, la prima stesura, non dico senza parlare con nessuno perché non lo sappiamo, ma certo non partecipando e non discutendo a livello sociale, a livello cittadino, assolutamente. Tanto meno l'ha fatto D'Annunzio, per cui il testo, le due stesure, che sono la prima quella di De Ambris, che tra l'altro tecnicamente secondo me dal punto di vista giuridico è la migliore perché è quella più chiara, più lineare, più corretta dal punto di vista terminologico del lessico costituzionale, e la stesura di D'Annunzio che è più enfatica, più se vogliamo immaginifica, più legata
un afflato di tipo poetico, culturale. È una sorta di rielaborazione che però, intendiamoci, non nega, mi pare, la parte essenziale dei contenuti che erano stati inseriti da De Ambris. Però queste sono tutte, è un lavoro che è stato fatto singolarmente, cioè tra 4 pareti di una stanza, e non è stato dibattuto con nessuno. Ora che De Ambris e Di Riflesso D'Annunzio non abbiano risentito di quella che era l'atmosfera, diciamo, perché c'era tutta la vecchia polemica col Consiglio Nazionale Fiumano, con gli autonomisti, quindi che non abbia risentito e quindi in parte c'è stato un condizionamento, quello è difficile per me dirlo, però sicuramente hanno tenuto conto, cioè non potevano non tener conto dell'atmosfera complessiva che c'era. Sì. Che poi avessero, come dire, facesse piacere, avessero voglia veramente di assecondare certi orientamenti, questo onestamente non sono in grado di dirlo. Guarda. Grazie. Io. Va bene. Bene. Sì. Bene, io ringrazio tutti perché trovo che sia stato come dire, delle presentazioni, delle esposizioni, comunque insomma fondamentalmente anche tra di noi uno scambio assolutamente proficuo e pieno di spunti, ce ne sarebbero moltissimi perché effettivamente sono d'accordo, sì, oltre ovviamente anche il testo, ovviamente lo studio del professor De Vergottini, anche quello che ha curato il professor Rossi, è come dire, una raccolta di saggi tutti estremamente interessanti e rilevanti e che, come dire, spaziano e fanno vedere, come dire, qual è stata la portata di un'esperienza veramente multiforme. Ugualmente magari avremo occasioni in un'altra circostanza, come anche poi sono stati gli spunti che sono stati trattati al convegno invece del Vittoriale, ecco. Forse sì, in quel contesto, non so, io ricordo che ci siamo trovate con Ilaria, no? Lì effettivamente forse è venuto molto anche in evidenza come dire, la natura poi della partecipazione, per esempio dei volontari, di chi si recava a Fiume, no? Si è detto la presenza anche per esempio di moltissimi intellettuali e quindi questo è un altro aspetto, la dimensione estetica della politica, lo stesso D'Annunzio, insomma, alla fin fine voglio dire una persona che ha già avuto, sì, passa attraverso l'esperienza di guerriero dalla prima guerra mondiale, ma insomma è ovvio che la sua statura fino a quel momento in Italia era di tipo quell'amente culturale e letteraria, non era l'unico che comunque così con questa formazione appunto partecipa all'impresa. Detto questo, però effettivamente noi devo dire che abbiamo avuto un dialogo molto denso, avremmo voluto chiaramente tutti toccare altre questioni, io per esempio effettivamente qualcuna nella quale avrei voluto coinvolgere di più il professor Parlato, che però ci ha dovuto lasciare per questioni di tempo e anche perché sono quelle che ci sono state fatte presenti anche dall'Ateneo Veneto. Io penso sarete d'accordo, possiamo in realtà chiudere qui e ringraziarvi. Posso fare una domanda? Sì, certo. No, volevo dire, la proposta che io farei, però lo dico a Rocchi, però sarebbe di grande interesse se si creassero le premesse, perché non possiamo forzare, non possiamo imporci ai nemici, ai colleghi fiumani, ma sarebbe per esempio il libro curato da Rossi, che vi assicuro è una raccolta di un'importanza incredibile, perché tocca un mare... tutto è impossibile, ma tocca veramente un mare incredibile di argomenti e lo fa in modo pertinente e competente. Se ci trovassimo un'atmosfera culturale favorevole all'Università di Fiume, quello è un libro che sarebbe interessante che Ateneo Veneto mettiamo collegato alle associazioni, a chi vuole, insomma, questo per noi non è importante, l'importante però è esserci, collegato o alla comunità italiana di Fiume o all'Unione Italiana, a chi volete, però sarebbe di grande interesse presentarlo, ma bisognerebbe trovare, diciamo, far capire e avere un'adesione che noi non vogliamo colonizzare nessuno, vorremmo semplicemente discutere insieme di argomenti che in realtà riguardano il territorio fiumano, la storia di Fiume, per cui non solo la storia italiana o europea, ma anche la storia locale, per cui sarebbe di grandissimo interesse poter avere un dibattito, uno scambio di opinioni, non dico su tutto che è impossibile, ma su alcuni degli argomenti trattati in questo libro, che è veramente, secondo me, è veramente un grosso lavoro. C'è la sedimentazione
di anni di lavoro che vengono organizzati e offerti in modo organico e omogeneo al pubblico interessato ad approfondire. Quindi noi abbiamo bisogno di qualcuno che abbia voglia di approfondire, di conoscere. Cioè, quindi se si vuol fare una semplice carrellata propagandistica non ci stiamo, non va bene. Però se volessimo trovare un gruppo di colleghi, io penso all'ambiente universitario, ma può essere anche quello giornalistico, cioè se trovassimo un gruppo di persone interessate ad approfondire questi argomenti, io credo che noi saremmo felici anche di andare di persona a parlare sul posto. Ma certo, non abbiamo interesse a trovarci con un cordone di polizia e con quelli che fanno manifestazione contro i fascisti italiani, perché quello non ci interessa, sinceramente. Però se maturasse in un futuro non lontano l'occasione, noi siamo disponibili. Ecco, se posso intervenire, io credo che abbiamo poco tempo, perché rischiamo che ci taglino. C'è già questo canale di collaborazione che è stato instaurato con la Facoltà di Giurisprudenza di Fiume, anche attraverso il Consolato Generale d'Italia, almeno lo era con il precedente console, non ho motivo di dubitare che non continui a esserlo, e si potrebbe fare un'iniziativa incrociata. Adesso io non posso parlare a nome degli organizzatori, però io sostengo pienamente quest'idea, ma anche la traduzione, torno a dire, in lingua croata, di questa parte che manca di qua e che chiude le prospettive, perché entrambi i volumi, no, danno un grande contributo a quello che è Fiume e la lanciano in una prospettiva molto più ampia, che è quella europea, ed è un peccato che si perdano queste occasioni. Se posso Ilaria, sì. Sai che l'anno scorso ho partecipato proprio a quei lavori che dicevi te, organizzati dall'Università di Fiume e poi collegato tra quelle atenei, tra cui il mio. L'occasione l'avremo, nel senso che si potrebbe pensare a un nuovo testo che nasce da un simposio sul modello del mio, sul trattato di Rapallo, ecco, che forse è un po' meno denso di criticità, ma potrebbe essere anche quello uno stimolo per, visto che prima dicevo proprio gli anniversari, ecco, potrebbe essere una nuova occasione, questa volta gestendola assieme al professor Vucas o a chi di competenza, e capire se può essere se possiamo riuscire dove non siamo riusciti la volta precedente. Ecco. Io se potevo anche velocissimamente chiudere la risposta che Ilaria aveva chiesto al professore dell'apporto dei fiumani alla Carta Costituzionale, ma ci metto proprio un secondo. In verità, come diceva anche il professore, ma io credo proprio che sia stato poco ridotto, ma non per colpa dei fiumani, perché alla fine De Ambris e D'Annunzio avevano due idee totalmente diverse. Cioè, per D'Annunzio la carta era nata a un certo punto come diversivo, lui non riusciva a venire fuori, non sapeva cosa fare più di questa impresa, non poteva lasciare lì il testimone. A Roma le cose cambiavano, gli propongono di fare questo testo costituzionale, lui prende questa iniziativa e con calma nelle settimane anche si innamora. Dall'altro invece De Ambris, che coglie l'occasione, però dal suo punto di vista quella carta non doveva essere la carta di Fiume, doveva essere la carta costituzionale del mondo nuovo, della città nuovissima e dell'uomo nuovissimo. Ecco, quindi tutti e due gelosi hanno preso questa occasione, ma non si sono fatti influenzare da nessuno, ma perché avevano idee diverse che andavano ben al di là dei fiumi e dei fiumani. Uno guardava addirittura al mondo e l'altro cercava un po' di riuscire ad arrivare in fondo alla sua impresa con la dignità che dopo ha avuto. Ecco, quindi scusa, grazie. Piacere completare la tua domanda, che era molto, molto pertinente. Io vi ringrazio tutti. Questa è un'iniziativa che prendo io per concludere, io penso che sarete d'accordo, invece, io penso per esempio, perché siamo, come dire, le signore, no? Di così rivolgere un pensiero in conclusione ad un comune amico, ad un grande, secondo me, è stato intellettuale fiumano, il nostro comune amico, che era William Klinger, no? Ovviamente se noi avremmo avuto tutti il piacere di averlo in tutte queste ricorrenze, perché, come dire, William
è stato il vero intellettuale fiumano, no? Ricordiamo che si era laureato a Trieste, ma allo stesso tempo frequentava corsi all'Università di Graz, poi ha preso il suo master al Central European University a Budapest e poi qui all'Istituto Universitario Europeo di Firenze, quindi rappresentante o comunque ha contatto con tutte quelle che sono state o che sono insomma le caratteristiche del mondo culturale fiumano. Parlava quante lingue esattamente? Io so per certo che parlava anche russo. Una volta ci trovammo, ricordo, qui a Venezia a bere un caffè e lui mi riuscì a spiegare tutta la conversazione di due badanti russe che erano sedute vicino a noi. Ecco. Sono convinta che come dire, la dimensione culturale, prettamente fiumana, come dire, culturale, linguistica, che ovviamente era parte della sua natura di essere anche un intellettuale molto coraggioso, tra l'altro, come dire, avrebbe indubbiamente aggiunto un tassello molto importante a tutte le ricerche e alle attività che sono state organizzate, ovviamente in questi ormai 2 anni, 1 anno e mezzo. Va bene? Quindi, grazie allora, grazie Frida. Grazie a voi. Grazie a voi, è stato davvero un grande piacere e sono felice che siamo riusciti a non farci tagliare, sarebbe stato un vero peccato. Vi ringrazio ancora e arrivederci alle prossime occasioni. Buona serata a tutti quanti. Arrivederci, Grazie grazie. Ciao a tutti. Ciao, Ciao. Ciao Ilaria. Ciao, ciao. Ciao Silvia. Buona serata, grazie a tutti. Buona serata. Arrivederci. Ciao.